Sono le 9:30, manca ancora un'ora e mezza al picco di Bassa e ho più 3 cefaletti e ne avevo oggi, però abbiamo visto che come troviamo il mare possiamo vederlo, riguardarlo, ma c'è sempre qualcosa dietro l'angolo che può crearci dei problemi, quindi per quanto riguarda il vivo sempre meglio averne di più che di meno. Manca ancora un'ora e mezza, se faccio un controllo ne partiranno ancora 2 e di conseguenza, come possiamo vedere, me ne rimarrà uno. Con me sempre le mie Speedmaster 220 grammi telescopiche pronte all'uso, Shimano. Non si sbaglia mai quando cercate dei mulinelli, mi raccomando. La tecnologia, gli ingranaggi, la fluidità, la Shimano non si sbaglia. E per quanto riguarda le canne, sono puramente personali, ognuno può scegliere quello che vuole in base anche e soprattutto alla pesca che fa. La pesca col vivo non ha necessità di lanciare per lunga distanza, di conseguenza meglio una canna che magari accompagna, un po' più morbida, ma allo stesso tempo che, come queste Speedmaster, possa permetterci di lanciare pesche vive anche di grandi dimensioni, e qualche volta come stasera quando ho dovuto mettere 2 piombi da 150 grammi l'operazione è riuscita. Quindi i miei consigli sono questi: andate sulle certezze dei materiali, delle tecnologie per i mulinelli, ma scegliete sempre le canne in base alle vostre esigenze e a quella che trovate più personale possibile. Non copiate, scimmiottate gli altri, che non ce n'è bisogno. Sento di tutto e di più, ma giustamente, perché poi il mercato spinge le persone a acquistare attrezzi di cui non si ha bisogno nella regione in cui si pesca. Cercate sempre di trovare degli attrezzi per voi, che diventino personali. Piuttosto cambiate anche 10 canne durante pochi anni, ma cercate sempre quella che fa per voi. Come dice un mio carissimo amico che saluto, caro Benny, la canna è la prosecuzione del nostro braccio, nient'altro.